Al via la borsa del turismo archeologico ad Agrigento organizzata dall'assessore regionale ai beni culturali, una 3 giorni che vede presenti 14 parchi della Sicilia e 12 siti ecclesiastici e storici in vetrina nella nostra città. Si è svolta stamani alla Colimpetra la passeggiata dei ricordi insieme per cancellare il silenzio in occasione della giornata mondiale sull'Alzheimer organizzato dall'ASP di Agrigento. La testimonianza del dottor Leonardo Russo che non riceve l'acqua da oltre 30 giorni in via Adolfo Celi, incontrata a Cannatello ad Agrigento. A Cammarata una lite di genere rissa, 3 le persone denunciate dai carabinieri e diverse armi sequestrate. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 9 persone per traffico internazionale di droga. Sono passati 36 anni dall'uccisione del giornalista trapaese Rostagno dalla mafia. Al via la nuova legge sulla prevenzione del crack in Sicilia. Presentato a Ortigia in occasione del G7 Agricoltura il progetto Aspas, innovazione varietale dell'asparago. Scelto il nuovo vice allenatore dell'Agragas che affiancherà Pino Rigoli e Pino Irrera. Buongiorno e benvenuti col nostro appuntamento odierno di TV Notizie, oggi giovedì 26 settembre, inaugurata stamani al Teatro Pirandello ad Agrigento l'iniziativa denominata Archeo Experience nell'Isola dei Tesori, che si protrarrà fino al prossimo 29. Il taglio del nastro da parte dell'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, una vetrina per i parchi archeologici della Sicilia in mostra nella nostra città. Noi abbiamo seguito l'evento con queste interviste che vi proponiamo. Parliamo di questa bella iniziativa che vede il mondo dell'archeologia e i parchi siciliani e non essere presenti qui ad Agrigento, in vista anche di Agrigento capitale della cultura. Sì, siamo contenti perché per la prima volta ospitiamo la borsa del turismo archeologico in Sicilia e la trasliamo con Arch Experience nell'Isola dei Tesori. I nostri tesori quali sono? I 14 parchi. 14 parchi che stavolta si muovono in sinergia, lanciando un messaggio, il messaggio di teamwork, lavoro di squadra. Noi oggi vogliamo sottolineare l'importanza del nostro patrimonio culturale qui in Sicilia, lo facciamo alla nostra maniera, senza se e senza ma, cercando di porre in essere che cosa? Quella che è la nostra mission, ovvero la valorizzazione, la tutela e la fruizione del nostro patrimonio. Momento importante e prodromico in attesa di Agrigento Capitale della Cultura 2012. Una 3 giorni intensa che vede vari luoghi della città essere interessati all'evento? Sì, è proprio per cercare di far traslare quel messaggio unico. Agrigento, come sapete, ha tagliato un traguardo importante, 1 milione di visitatori alla Valle dei Templi e quindi turismo per la città. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità proprio per rilanciare quel messaggio, precisando che la Sicilia è la terra più bella del mondo. Professore Giullo, allora anche lei qui a questa iniziativa, questo taglio del nastro, una 3 giorni che verrà Agrigento al centro del mondo dell'archeologia? Sì, Agrigento oggi ospita questa importante manifestazione promossa e organizzata dall'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, l'assessore Scarpinato che ringrazio, e l'organizzazione che porta ad Agrigento, capitale italiana della cultura, porta i 14 parchi siciliani, quindi Agrigento al centro dell'attenzione in questo momento di sicuramente importante vetrina promozionale che serve per fare cosa? Fare rete, fare squadra. Infatti qui vedremo stamattina dagli studenti all'associazione di categoria ai tour operator, insomma sono 4 giorni intensi di addentrarsi dentro quelle che sono le nostre peculiarità, non solo agrigentine ma anche di tutta la Sicilia. È importante questo incontro qui, con questo incontro e questo confronto con altri parchi, ma anche con i parchi statali. Non si faceva da tanto tempo e questo confronto secondo me può arricchirci, scambiarci idee, nuove indicazioni, nuove strade da percorrere. Noi da tempo seguiamo quello dell'innovazione nella tradizione, cerchiamo con l'arte contemporanea, con nuovi servizi, di fornire nuovi
nuovi spunti di visita, nuove occasioni per incontrarsi a Sagesta, per esempio le famiglie, le scuole, gli anziani, i diversamente abili. Vogliamo che sia un parco assolutamente inclusivo. Quanto è importante questa iniziativa Archeo Experience nell'Isola dei Tesori dal 26 al 29 settembre che vede Agrigento protagonista di questa iniziativa nel campo archeologico? Ha un doppio valore: da un lato si presenta il sistema dei parchi regionali, quindi l'idea che maturiamo da tanto tempo è quella di proporre un'unica offerta culturale legata a tutto il patrimonio archeologico della regione. Quindi un progetto di promozione integrato di cui questa è una tappa. Poi ci sono delle altre iniziative naturalmente in programma, alcune già realizzate come il portale unico dei parchi, e una novità è che doteremo tutti i parchi archeologici di postazioni immersive in cui la Sicilia verrà raccontata attraverso i suoi miti. Qua potete già vedere un'anteprima di questo progetto. E poi naturalmente era d'obbligo avviare questo processo ad Agrigento, dato che sarà la prossima capitale della cultura. Siamo tutti pronti, Archeo Experience nell'Isola dei Tesori, per valorizzare i 14 parchi archeologici siciliani, iniziando da Agrigento, dalla Valle dei Templi. Ecco, non solo Valle dei Templi, ma coinvolgerete anche i vari centri del territorio agrigentino? Assolutamente, dal centro storico, la vecchia Girgenti, Rialmonte, arrivando a Sciacca e così via. Ecco, cosa rappresenta anche ai fini turistici questo evento? Una grande opportunità, perché ci sarà una presenza di 20 buyer europei che incontrano proprio gli operatori turistici e culturali dell'Ostello. Il distretto turistico Valle dei Templi è orgoglioso di essere presente a questa iniziativa, dove sono in esposizione le bellezze dei 3 parchi di cui che fanno parte appunto della Costa del Mito, quindi Selinunte, Agrigento e Gela, che sono, diciamo, le perle della Sicilia, che insieme rappresentano l'area archeologica omogenea più grande del mondo. Per cui è un'opportunità straordinaria di crescita del territorio, non soltanto culturale, ma lo vediamo dal nostro punto di vista anche per il benessere economico e sociale di una terra che ha tanto da offrire e che sicuramente avrà un ulteriore sviluppo. Finora siamo riusciti a portare, diciamo, il nostro territorio ai vertici in termini di crescita a livello nazionale e internazionale, e lavoreremo ancora in sinergia con l'assessorato, perché siamo veramente sulla buona strada. Ma sicuramente un'iniziativa innovativa, è la prima in Sicilia di questo genere, e affronta uno dei temi più affascinanti e più complessi della politica di gestione dei beni culturali, e cioè il sistema dei parchi archeologici. Quindi è la prima, chiamiamola con un termine insomma abusato, vetrina dei parchi archeologici della Sicilia. Per quel che mi riguarda è un'esperienza entusiasmante, spero che sia anche altrettanto per chi lo visita, ma soprattutto utile a conoscere, a capire, a confrontarci su una delle tematiche più affascinanti. Anche il Liceo Empedocle è presente a questa iniziativa con tanti alunni che hanno dato il loro contributo? Sì, è vero, anche il Liceo Empedocle ha dato il suo contributo curando tutti i servizi di accoglienza, quindi sia qua che nei siti che sono stati individuati dall'organizzazione. Per i nostri ragazzi è un'opportunità, perché si stanno mettendo in gioco nel loro stesso territorio, con cui forte è la collaborazione, e con questo occhio particolare e focus sull'archeologia, che come sappiamo essere anche un momento importante per la curvatura archeologica, inaugurata da un biennio nel nostro liceo. E si è tenuta stamattina la giornata del ricordo in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer, la terza passeggiata dei ricordi insieme per cancellare il silenzio, voluto dall'ASP 1 di Agrigento, curata dal Dipartimento Salute Mentale, dalla Unità Operativa Complessa Malattie Psichiatriche, presso la Colimpetra. Le interviste di Moscato.
In ricorrenza del mese mondiale dell'Alzheimer, oggi qui al Giardino della Colimbetra la passeggiata dei ricordi, organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASP di Agrigento. Che valenza ha questa passeggiata e questa giornata per i vostri pazienti? Questa passeggiata ricorre la terza edizione, visto il successo delle edizioni precedenti. Ha una importanza fondamentale perché vede coinvolti tutti gli utenti dei centri diurni Alzheimer di Agrigento, di Sciacca, le famiglie, le associazioni di volontariato che creano quel clima di condivisione, che è il clima di socialità. Quest'anno abbiamo coinvolto anche 2 classi, questo proprio per iniziare un processo di integrazione intergenerazionale e un momento di riflessione importante. Lo scopo è fondamentale, è quello di una terapia non farmacologica, un percorso multisensoriale che porterà i pazienti al ricordo, alle emozioni, ai suoni, ai rumori, e questo è un'importante terapia di stimolazione cognitiva, ma è anche un importante mezzo per controllare i disturbi del comportamento che rappresentano le principali cause di stress per il caregivero, le principali cause anche di istituzionalizzazioni precoci. Lo stare insieme, il socializzare, credo che sia una delle terapie più importanti di questa malattia. È fondamentale, io dico sempre che bisogna parlare di demenza, non di malati di demenza, ma parlare di persone con demenza che convivono con la malattia e che devono essere integrati perfettamente nella società. Si deve garantire proprio la loro autonomia e la loro inclusione sociale. Questi momenti veramente belli in cui vediamo questa partecipazione attiva da parte dei giovani, partecipazione da parte delle associazioni, da parte dell'ASP di Agrigento, del direttore generale, del capo dipartimento, del comune, il presidente dell'ordine, vediamo che c'è un grande interesse nei confronti della fragilità, e questo è importante, un messaggio importante che può invitare tutti a conoscere meglio la malattia e a prevenirla. Oltre naturalmente agli interventi pubblici dell'ASP, un ruolo importante è affidato alle famiglie. Il ruolo delle famiglie è fondamentale, noi attiviamo presso il nostro centro dei gruppi multifamiliari, oltre a degli interventi fisico-educativi individuali, proprio perché è una malattia che non interessa solo il paziente, è una malattia che coinvolge l'intera famiglia. Noi parliamo di numeri veramente grandi per l'Alzheimer, parliamo addirittura di oltre 1.100.000 persone affette di Alzheimer, di demenza, di cui 600.000 Alzheimer, e ogni anno 150.000 nuovi casi e oltre 3 milioni di persone coinvolte, i caregiveri, che spesso sono le famiglie, che vengono coinvolte direttamente o indirettamente. Sì, il Dipartimento di Salute Mentale è una delle strutture dell'organizzazione dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Abbiamo pensato di condividere assieme ai pazienti, assieme alle famiglie, questa giornata proprio per una sorta di condivisione generale ed un momento, come dice il titolo, la passeggiata dei ricordi, ed cercare di rompere il silenzio di questi pazienti. È una delle tante iniziative che la struttura diretta dalla dottoressa Gucciardino organizza per assistere i pazienti affetti da questa patologia. Noi abbiamo un'equipe multidisciplinare che lavora, quindi l'approccio non è soltanto di tipo medico, ma sotto tutti i punti di vista, che lavora nelle nostre strutture, così come per tante altre patologie. Essere un'azienda sanitaria ci porta ad aspetti che non sono solo di tipo sanitario puro. Sì, siamo ormai alla terza edizione della passeggiata dei ricordi, a celebrare il mese sull'Alzheimer. L'equipe condotta dalla dottoressa Gucciardino anche quest'anno ha voluto celebrare questo mese, siamo pertanto alla terza edizione. Lo sforzo del Dipartimento e di tutta l'ASP è quella di potenziare quanto più possibile questa unità operativa complessa di malattie degenerative ed involutive, investendo energie e risorse non solo economiche
Pensiamo infatti di reclutare nel più breve tempo possibile un numero congruo di psicologi, perché la domanda è veramente elevata. I servizi offerti dall'unità operativa complessa sono tanti, si va dalla indagine psicodiagnostica, dalla valutazione cognitiva alla TMS, all'elettroencefalografia e al centro diurno, quindi un'offerta davvero ampia per far fronte alle richieste sempre più numerose. Siamo veramente onorati di essere stati scelti dall'ASP di Agrigento, direi anche per la seconda volta. Il giardino è già stato appunto il luogo da cui hanno praticamente lanciato il piano salute, e adesso siamo particolarmente contenti di accogliere questa iniziativa, la passeggiata dei ricordi, appunto dedicata a persone con Alzheimer, ma anche alle loro famiglie che necessitano di cure e attenzione allo stesso modo. Per noi è importantissimo perché il FAI, oltre ad occuparsi di ambiente, di patrimonio culturale, è anche un ETS, quindi un ente del terzo settore. Per noi è importantissimo poter restituire qualcosa alla cittadinanza o comunque influire positivamente le comunità che gravitano attorno ai nostri luoghi, e quindi oggi sono veramente contentissima perché è una giornata in cui si faranno estemporanee di pittura, si starà comunque assieme all'aria aperta, e dicevo sono contentissima perché sono giornate che arricchiscono non soltanto i partecipanti e i visitatori, ma anche noi, quindi lo staff della Colimbetra. Il problema della mancanza idrica in città è ancora presente. Sentiamo la testimonianza del dottor Leonardo Russo, che da 30 giorni non la riceve, in via Adolfo Celi, in contrada Cannatello ad Agrigento. Dottor Leonardo Russo, una situazione veramente incresciosa, la mancanza dell'acqua dove abita lei da circa 30 giorni. Ecco, dove si trova esattamente la zona e come si vive anche questa difficoltà? Purtroppo questo è un problema che stiamo penso vivendo un po' tutti, una situazione molto difficile che purtroppo si è ulteriormente acuita nell'ultimo periodo in relazione alla siccità che, come sappiamo, si è verificata nel territorio agrigentino e non solo. È una situazione che sta diventando veramente molto complessa perché le turnazioni dell'acqua raggiungono anche punte di 30 giorni, per cui è realmente molto difficile affrontare questo tipo di problematica, risolvere tra virgolette anche quelle che sono le problematiche che nella quotidianità si vengono a determinare in relazione a ciò, e non è neanche tanto semplice poter ovviare al problema trovando delle risorse idriche che vengono chiaramente trasportate da persone che non possono garantire anche del tutto la qualità dell'acqua che viene portata, e quindi veramente una situazione molto difficile. Per l'amor di Dio non voglio segnalare questo problema per dare le colpe a chi che sia, però sicuramente questo deve far svegliare le coscienze, deve sicuramente necessita sicuramente di un intervento straordinario da parte della politica, non solo della politica locale, che penso possa essere in difficoltà in questo momento ed avere un raggio di azione sostanzialmente limitato, ma indubbiamente la politica a livello regionale e anche a livello nazionale devono affrontare in maniera immediata questo tipo di problema, perché le difficoltà non solo nell'ambito della quotidianità per gli abitanti della città, ma anche per gli operatori che lavorano nei vari settori turistici, nei settori alberghieri, penso che sia effettivamente si abbia raggiunto dei livelli di totale imbarazzo e difficoltà. Ecco, in che zona stiamo parlando esattamente? Localizziamola. La nostra zona è Cannatello, la zona iniziale di Cannatello, presso una via che è la via Celi, dove anche consultandomi con i miei vicini sostanzialmente abbiamo verificato lo stesso tipo di problema. Anche i miei vicini purtroppo vivono questa situazione difficile, malgrado anche ognuno di noi abbia una riserva idrica importante, visto il fatto che viviamo in una zona con degli spazi all'aperto, malgrado questa dotazione tra virgolette di riserva abbiamo veramente grande difficoltà. Ripeto, io con questo vorrei che le coscienze un pochettino possano ulteriormente svegliarsi, che chi di dovere possa affrontare in maniera seria questo tipo di problematica, che possa
portare avanti un percorso serio dove nell'ambito di quello che può essere il concetto di minimo rispetto della socialità, la pulizia da un lato, ma soprattutto l'acqua dall'altro lato, vengono ribaditi come necessità primarie che nell'ambito di ogni famiglia non possono assolutamente mancare. Sono contentissimo che questa città è stata individuata come capitale della cultura nel 2025, è un piacere per tutti noi agrigentini, ma indubbiamente la cultura non può fare a meno dei livelli minimi di socialità e dei livelli minimi accettabili per poter vivere una vita normale, e questo sicuramente non può prescindere dalla pulizia e soprattutto dalla disponibilità dell'acqua, che è un bene primario. Ecco, lei ha cercato di sensibilizzare gli uffici competenti, l'AICA, insomma sicuramente avrà fatto le sue richieste, ma purtroppo gli esiti sono stati negativi. Diciamo che chiaramente, essendo un problema che non riguarda solo noi, ma riguarda tutta la comunità, tutta la città e non solo, penso che come del resto anche le vostre emittenti ormai è assolutamente chiaro, è un problema che riguarda tutta la provincia. È chiaro che i tentativi di contatto con la consortile che si occupa della distribuzione dell'acqua, quindi con AICA, siano stati fatti non solo da noi ma da tutti. Ognuno di noi ha cercato di affrontare questa problematica mettendosi in contatto con l'ente che dovrebbe garantirci l'erogazione dell'acqua, ma purtroppo penso che è un problema che anche AICA in questo momento non può risolvere, perché probabilmente dovrà affrontare questo problema con la regione e con gli enti che sono deputati proprio alla risoluzione di questo problema, in primis penso Sicilia Ecco, Acque. la zona dipende dalla distribuzione di Agrigento o di Favara? No, la zona dipende dalla distribuzione di Agrigento, noi siamo nel territorio di Agrigento e quella zona è chiaramente facente parte dell'area agrigentina. E per la cronaca, a San Giovanni Gemini una lite degenera in rissa. I carabinieri individuano i presunti autori, 3 le persone denunciate e diverse armi sequestrate. Il servizio. I carabinieri della stazione di Cammarata hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria 3 cittadini di San Giovanni Gemini, ritenuti responsabili dei reati di rissa, lesioni personali aggravate, minacce e percosse, avvenuto nel pieno centro del comune sangiovannese. I 3 uomini, al termine di un'accesa discussione nata per futili motivi, si sono scagliati l'uno contro l'altro, colpendosi ripetutamente con calci, pugni e colpi di bastone, rovinando più volte a terra, attirando l'attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti per porre fine alle liti. I 3 soggetti si sono procurati lesioni e per tale motivo hanno fatto ricorso alle cure mediche del presidio territoriale emergenza di Cammarata e del pronto soccorso dell'ospedale di Mussomeli. I carabinieri della stazione cittadina, al termine dell'indagine lampo svolta mediante la visione di un video girato da un privato cittadino che è subito diventato virale sui gruppi locali di messaggistica, hanno compiutamente identificato i 3 uomini, rinvenendo e sottoponendo a sequestro il bastone utilizzato nel corso della rissa. Inoltre sono stati ritirati cautelativamente 4 fucili e numerose munizioni detenute da uno degli autori. E nel corso dell'anniversario di Lia Pipitone, ricordiamo una donna uccisa dalla mafia con il consenso del padre, uno dei boss più fedeli a Totò Riina, presentato a Palermo il progetto Rinasci, rivolto alle donne vittime di mafia, alla presenza dell'assessore alle attività produttive Tamaio. Un tema importante è quello della violenza sulle donne, che poi il mio assessorato ha puntato, e proprio l'anno scorso in relazione ad un confronto, e dopo aver fatto un bel convegno, abbiamo dato l'opportunità a tante donne vittime di violenza di fare dei stage formativi, e oggi continuano a lavorare presso delle aziende, quindi lontane dal bisogno e dalla dipendenza, e devo dire che hanno dato anche prova di grande professionalità e di partecipazione. Io, come assessore regionale alle attività produttive, ho svolto un'attività di intercessione tra le donne, tra le associazioni e le aziende siciliane, che hanno ben risposto, devo dire, dando la loro disponibilità a temi occupazionali importanti. Traffico internazionale di droga tra la Sicilia, la Spagna e Malta. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 9 persone.
la corrispondenza da Catania. Operazione denominata in loco il Pazzo per un sequestro, beni e disponibilità finanziarie per un valore di quasi €500.000. Sono stati oltre 40 i militari della Guardia di Finanza di Catania in azione nella provincia etnea, a Oristano e Udine per sgominare un traffico internazionale di droga. 9 gli arresti e 12 gli indagati. 2 gruppi criminali che importavano stupefacenti sul territorio nazionale e lo esportavano verso l'isola di Malta. La prima organizzazione era operativa nell'Interland etneo e nella provincia di Siracusa. Si procurava la droga in Spagna, portandola poi anche a Malta. Emersi rapporti d'affari anche con un esponente del clan Cappello Bonaccorsi di Catania, condannato per mafia, che sarebbe risultato poi anche uno degli investitori. Il secondo gruppo criminale si occupava invece della vendita al dettaglio del narcotico nelle piazze di spaccio della provincia etnea e aretusea. Nel complesso sono stati sequestrati circa 18 kg di cocaina, 41 kg di hashish e 50 di marijuana. E sono passati ben 36 anni dall'uccisione del giornalista Rostagno da parte della mafia trapanese. I colleghi di Trapani. 26 settembre, ecco il titolo del nostro notiziario. Agguato mafioso a Caltanissetta, ucciso un magistrato che avrebbe dovuto presiedere nella nuova corte l'appello al maxi processo di Cosa Nostra. Una dichiarazione del presidente della provincia regionale di Trapani, Mario Barbara. Il 26 settembre di 36 anni fa, a Valderice, Cosa Nostra uccideva il giornalista e sociologo Mauro Rostagno. Rostagno fu assassinato in contrada Lenzi mentre rientrava alla comunità Saman che dirigeva dopo aver trascorso la giornata negli studi della televisione locale RTC, dove curava il notiziario. La sua auto, una Duna bianca, fu intercettata da 2 killer che lo colpirono con un fucile a pompa e una pistola, togliendogli la vita. Mauro Rostagno, 46 anni, ha vissuto una vita intensa e poliedrica. Sociologo, giornalista, fondatore del movimento politico Lotta Continua, aveva studiato presso la facoltà di sociologia di Trento, dove diventò uno dei protagonisti del movimento studentesco del 68. A Trento poi conobbe figure chiave come Marco Boato, Renato Curcio, Margherita Cagol, fondando insieme a loro Lotta Continua, uno dei principali gruppi extraparlamentari dell'epoca. Negli anni '80 Rostagno si trasferì a Valderice, dove divenne una figura di riferimento per il recupero dei tossicodipendenti, dirigendo la comunità Saman e utilizzando la sua presenza in televisione per denunciare apertamente, senza paura, la mafia. Una lunga vicenda giudiziaria che seguì l'omicidio portò, dopo decenni di indagini e rinvii, alla condanna all'ergastolo del boss Vincenzo Virga, ritenuto il mandante del delitto. Vito Mazzara, inizialmente condannato come sicario, fu poi assolto in appello. Rostagno continua ad essere ricordato come un simbolo della lotta contro la mafia e dell'impegno civile. Il suo coraggio nel denunciare pubblicamente Cosa Nostra attraverso il suo lavoro giornalistico e il suo impegno sociale ne fanno una figura indimenticabile per la Sicilia tutta e per l'Italia. A 36 anni dalla sua morte il suo ricordo è ancora vivo come esempio di chi ha sacrificato la propria vita per la verità e per la giustizia. Il manifesto per il 36esimo anniversario è il ricordo di Satnam Singh. Nel 36esimo anno, senza Mauro, nel mondo spirano venti di guerra, ancora più forti di quelli degli ultimi anni. La popolazione della striscia di Gaza è allo stremo. La guerra in Ucraina si è estesa anche in Russia e nel mondo si contano ben 57 conflitti di cui i media parlano molto poco. La sofferenza delle popolazioni coinvolte nelle guerre è indescrivibile, come il pericolo di estensione delle stesse guerre e il rischio dell'uso delle armi nucleari. Il Papa avverte che è già in corso la terza guerra mondiale e ha ragione. Nel nostro paese si succedono accadimenti generati da egoismo, intolleranza, episodi di sfruttamento del lavoro. È il caso di Satnam Singh, lavoratore bracciante agricolo di nazionalità indiana, che in provincia di Latina
raccoglieva zucchine per 14 ore al giorno per una paga di 4 euro l'ora. Satnam è morto di lavoro, non è stato soccorso ed è stato abbandonato dal padrone davanti casa sua, col braccio tranciato posato in una cassetta di frutta. Mauro Rostagno, di certo, avrebbe parlato di questo uomo, di questo grande lavoratore, di un uomo che non si sarebbe mai piegato a null'altro se non quello che era costretto a fare, per non avere diritti, per non avere tutele, e soltanto 4 euro in tasca all'ora. Al Presidente Mario Barbara della provincia chiediamo, abbiamo appena ricevuto notizia questa notte di un gravissimo agguato con morte di altre 2 persone. Accade dopo 9 anni. 9 anni fa era stato ucciso il giudice Terranova e Lenin Mancuso. A 9 anni di distanza di nuovo la Sicilia funestata da un grave episodio di lutto e ancora un altro magistrato, il secondo in 10 giorni, considerando anche Giacomelli. Linea alla regia per la pubblicità. E domani, venerdì, sarà presentato presso i locali della Camera di Commercio di Agrigento il saggio scritto dal giornalista agrigentino Salvatore Pezzino, Connessioni, che fa riferimento alle nuove strategie di sviluppo del nostro territorio. L'incontro sarà moderato da Salvatore Cardinale, magistrato, presente il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio, Luigi Birritteri, magistrato, e l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Approvata all'unanimità all'ARS la nuova legge contro la droga in Sicilia, controlli nelle zone ad alto tasso di tossicodipendenza. I colleghi di Trapani. Il Parlamento siciliano ha approvato all'unanimità la nuova legge contro le dipendenze con il presidente della regione Renato Schifani presente in aula. La norma introduce un nuovo assetto sociosanitario per affrontare il problema delle dipendenze in Sicilia con un finanziamento di 11 milioni di euro. La legge prevede la creazione di unità mobili in ogni capoluogo di provincia, composte da medici e assistenti sociali delle ASP, per intervenire direttamente nei luoghi di consumo. Queste unità potranno stabilire un primo contatto con i tossicodipendenti, distribuire materiale informativo e sanitario sterile, effettuare dei test tossicologici. Saranno previsti anche screening medici gratuiti per migliorare la prevenzione e il supporto. Schifani ha espresso soddisfazione per l'approvazione del provvedimento. Con questa legge, dice, la Regione si impegna non solo nella prevenzione ma anche nella cura e nel reinserimento sociale di chi cade vittima delle droghe. Il finanziamento di oltre 23 milioni di euro nel triennio dimostra l'impegno concreto del mio governo. Ringrazio le forze politiche, il mondo cattolico, le associazioni, le università per aver lavorato insieme a questo importante traguardo. Dario Safina, deputato del PD, ha sottolineato l'importanza della legge. L'Assemblea regionale siciliana è la prima in Italia ad approvare una legge dedicata alla lotta contro le dipendenze da crack. Sono orgoglioso del mio emendamento che destina il 5% dei fondi ai distretti sociosanitari per finanziare progetti di educazione e di recupero, offrendo ai giovani in difficoltà una via di speranza. Anche Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'ARS, ha elogiato il lavoro bipartisan. Questa legge nasce da una forte iniziativa politica del presidente Schifani, che ha dimostrato grande sensibilità verso un tema delicatissimo. Il DDL è frutto di un percorso cominciato il 4 novembre di 2 anni fa con il corteo cittadino Emergenza Crack e ha coinvolto tutta la collettività, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, i suoi studenti e studentesse, alle associazioni di tutto il territorio regionale. Tutte e tutti abbiamo lavorato, spiega il comitato SOS Ballarò, affinché le esperienze, le conoscenze dal basso e le legislazioni in tema di dipendenze patologiche potessero essere espresse in una proposta di legge efficace volta a colmare le lacune esistenti che hanno peggiorato la situazione dei soggetti con dipendenze patologiche, con doppia diagnosi, delle loro famiglie e in senso allargato di tutta la comunità. A supportare il DDL anche l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Memorabile il suo discorso infatti in cattedrale durante la sera del 400° festino di Santa Rosalia. Nessun dorma, aveva detto, l'appello era rivolto a tutte le istituzioni.
Presentata a Ortigia in occasione del G7 sull'agricoltura nel corner di Confagricoltura, il progetto Aspas Innovazione Varietale e Culturale, alla presenza dell'assessore regionale Barbagallo e del dirigente dell'assessorato Cartabellotta. Presentato a Ortigia di Siracusa il progetto Aspas presso il Confagorà, nell'ambito del G7 Agricoltura a Divinazione, illustrato da Rosario Marchese Aragona, capofila del gruppo operativo Aspas. Presenti tra gli altri l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta, Salvatore Accardi, dirigente dell'Ispettorato Agricoltura di Agrigento, Salvatore Fiore, presidente dell'Ordine degli Agronomi di Sicilia. Quindi in collegamento video Alessia Losa, Tea Sala del GB di Montanaso Lombardo, Giuseppe Rotino, che hanno parlato del miglioramento genetico e dell'innovazione ambientale dell'asparago. Nei vari interventi si è discusso dei risultati raggiunti della misura 16.1 dell'innovazione agronomica per la sostenibilità dell'asparagocoltura nel meridione. Ma un altro tema molto importante che appunto tratterete oggi con questo momento, a questo proposito intanto io faccio i complimenti all'organizzazione per questo bellissimo stand che è stato allestito in un posto strategico. Direi che l'altro argomento è quello appunto del trasferimento tecnologico, dell'innovazione. In effetti l'agricoltura si deve sempre più caratterizzare per una valorizzazione delle esperienze più antiche, ma nello stesso tempo cercare di ammodernare, di innovare, di introdurre innovazioni per cercare di avere servizi sempre più efficienti, e questo può essere tratto appunto dalla sinergia che può derivare tra le imprese e i centri di ricerca, innanzitutto dall'università e anche dai centri di ricerca. Sotto questo profilo le misure 16.1 e 16.2 sono state delle misure, trarremo poi i risultati alla fine della programmazione, ma già dall'evento che abbiamo organizzato nel mese di maggio assieme appunto al Dipartimento regionale dell'agricoltura ci ha mostrato la varietà dell'attività di trasferimento tecnologico sotto tutti i profili, dalle innovazioni nelle tecniche culturali all'introduzione di nuove culture, alla trasformazione di prodotti. È stato un momento molto interessante, un momento che dobbiamo proseguire con la prossima programmazione del PSP, del nuovo piano di sviluppo rurale. Un progetto sull'asparago che è uno dei 100 progetti che con la misura 16.1 e 16.2 il piano di sviluppo rurale ha voluto finanziare con una scelta strategica, devo dire, dell'Unione Europea. Vi paghiamo per stare assieme, che è successo per la prima volta, della serie aziende, agricoltori, enti di ricerca, produttori di mezzi tecnici. Mettetevi insieme e nello stare insieme non solo portate avanti il progetto, ma prendete anche gli spunti per l'innovazione, per la sperimentazione, per tutto il futuro. L'innovazione, dobbiamo dire che assieme a quello che è il problema del cambiamento climatico è uno delle traiettorie a cui deve guardare per il futuro l'agricoltura. Noi veniamo ovviamente da certezze che gli ultimi anni hanno demolito, le certezze del clima, l'inverno, l'estate, piove d'inverno e fa caldo d'estate, le certezze sui consumi. Il mondo del vino è uno di quelli che per ora è tartassato. Fino a 10 anni fa 70% rossi si vendevano, 30% bianchi spumanti, oggi questa percentuale si è invertita, e quindi la capacità di guardare avanti, di guardare all'innovazione, di avere degli strumenti nel cassetto pronti all'uso diventa l'elemento fondamentale per adattarsi. Questo periodo, come diceva bene il direttore, di cambiamenti climatici, carenza di risorse idriche, siccità e chi più ne ha più ne metta, riveste un ruolo fondamentale, perché
mette assieme più soggetti, quale il mondo produttivo, il mondo agricolo, il mondo della ricerca, roba varia, per cercare di fare in modo di tirar fuori una migliore tecnica di produzione, più rispettosa dell'ambiente, che si adatta meglio ai cambiamenti climatici e quant'altro. Diciamo che dal punto di vista economico, dicevo, non è che sia una delle misure più importanti, ma nonostante questo, ad esempio in provincia di Agrigento questa misura assorbe oltre 10 milioni di euro, quindi così piccola poi diciamo che non è. Ci sono dei progetti molto interessanti come questo sull'asparago, qualche altro e tanti altri, diciamo, ma soprattutto alcuni, 1, 2, 3 che proprio meritano l'attenzione. È importante perché ovviamente oggi diventa, come dire, anche la parte più, diciamo, la parte fondamentale, cioè l'apoteosi del progetto stesso, cioè perché in teoria presentare questo progetto di ricerca oggi qui, alla presenza probabilmente anche delle istituzioni e in un contesto che praticamente è particolare rispetto all'ambiente classico dei produttori o delle professioni che competono, praticamente è importante perché fa capire anche l'importanza di questi progetti. Lo diceva all'inizio l'assessore, le 16.1 e le 16.2 sono fondamentali per il connubio, e perché per la prima volta è la matrice che unisce l'impresa, la professione e il mondo della scienza. Con questo progetto Aspas cosa abbiamo voluto fare? Perché l'asparago in Sicilia? Effettivamente l'asparago in Sicilia è noto e consumato, però in specie selvatica, la Cutifoglius e l'Albus. Molto probabilmente voi, non so, la platea va a raccogliere l'asparago lungo i sediciati nei boschi, un po' come qui adesso attualmente noi raccogliamo le castagne nei boschi. Perché però con questo progetto si vuole introdurre l'asparago coltivato. L'asparago coltivato qual è? L'asparago officinalis. Nel sud Italia la regione che coltiva maggiormente asparago è la Puglia, seguita dal Lazio, e perché no introdurre la coltivazione dell'asparago in Sicilia? Comunicazione sanitaria, medici e giornalisti in confronto a Palermo. Medici e giornalisti a confronto, quanto è importante oggi una comunicazione accurata per il mondo della sanità? Più che a confronto sono accanto, perché fondamentalmente, oltre che confrontarsi su tutto quello che sono le necessità di comunicazione, io credo che un lavoro sinergico tra noi medici, perdonate se uso il noi, non è un plurale maiestatis, ma io sono un medico e ci tengo a rimanere tale. L'importante è avere con voi un rapporto sincero, costante, perché questo può determinare informazione su tutto quello che è prevenzione, può determinare buona conoscenza di quello che è la nostra capacità di produrre sanità e buona sanità, e dare alle persone, ai nostri cittadini, quella serenità che intanto una vita sana, una vita buona può determinare, evitare malattie, quindi prevenzione di primo livello. Un disegno a più ampio respiro che è quello dell'investimento condiviso con la popolazione sulle logiche della promozione della salute, e quindi educazione sanitaria e prevenzione primaria di tutte quelle patologie, cioè cronico-degenerative, che portano all'infarto, all'ictus, ma che poi gravano sul sistema sanitario regionale sotto il profilo economico per il 75% dei costi totali generali di ogni anno. Questo noi possiamo, almeno in un terzo dei casi, evitarlo informando le persone su quali sono le buone pratiche e i sani stili di vita che possono essere adottati. È fondamentale la sinergia, è fondamentale l'informazione seria, efficace e diretta, perché il cittadino ne ha di bisogno. Quindi per quanto riguarda l'ordine dei giornalisti ritengo che più vengano fonti informative da questo mondo, meglio è per chi
chi segue siti, telegiornali, giornali, radiogiornali. Mi permetto anche di sottolineare al legislatore che sarebbe importante avere per tutti gli ospedali, per tutte le aziende, degli uffici stampa, perché quelli che ci sono uffici stampa efficienti, ce ne vogliono tanti altri. Comunicare bene è importante, l'abbiamo visto durante la pandemia di Covid, quando più esperti si sono espressi e magari ognuno contro l'altro. Quindi avere una linea unica, non esprimere opinioni, ma dire oggettivamente le cose come stanno in maniera trasparente è la cosa migliore. A Brolo individuato un altro dei presunti autori dell'aggressione avvenuta lo scorso 25 luglio. Ce ne parlano i colleghi di Messina. È stato individuato nell'ambito di un'operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri un altro dei presunti autori dell'aggressione avvenuta lo scorso mese di luglio nel centro della città del Castello. Nelle scorse ore il personale del commissariato di Capodorlando e i carabinieri della stazione di Brolo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Messina, dottoressa Rosa Calabrò, su richiesta della competente Procura della Repubblica guidata dal dottor Andrea Pagano, nei confronti di un minore accusato di lesioni personali pluriaggravate. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe commesso il reato in concorso con altri 4 soggetti maggiorenni che dallo scorso 17 agosto sono stati sottoposti a una misura cautelare su provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Patti, dottor Ugo Molina, su richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal dottor Angelo Vittorio Cavallo. Il provvedimento restrittivo scaturisce dall'esito degli indagati condotte congiuntamente dai militari della stazione Carabinieri di Brolo e dal personale del commissariato di Polizia di Stato di Capodorlando, avviate subito dopo la cruenta aggressione avvenuta nella nottata del 24 luglio, sia all'interno che all'esterno di un locale pubblico ubicato sul lungomare di Brolo. Le investigazioni, condotte in perfetta sinergia tra i 2 reparti operanti sin dalle fasi immediatamente successive all'evento, attraverso la raccolta di convergenti dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testimoni oculari, nonché l'acquisizione e la disamina di registrazioni video, in parte diffuse anche via web, in particolare sui social network, hanno permesso di identificare tutti gli autori delle azioni delittuose contestate, di ricostruire l'intera dinamica dell'evento e le condotte dei singoli indagati, consistite in aggressioni caratterizzate da ferocia, efferatezza e brutalità. Gli elementi raccolti hanno permesso di delineare i futili motivi delle aggressioni patite dalle persone offese, e la prima delle quali è scaturita dall'invito rivolto da una di esse a un indagato, a cui era stato semplicemente chiesto di rispettare la fila per poter usufruire del bagno, visto che con prepotenza aveva tentato di evitarla. Ne è conseguita una prima violenta aggressione, anche attraverso l'uso di bicchieri e bottiglie utilizzate come armi, per colpire ancora più violentemente i malcapitati, finanche al viso e alla testa. L'indagato, agendo in branco con i propri complici, sempre secondo l'accusa, ha partecipato attivamente alle aggressioni avvenute in rapida successione tra loro e proseguite anche all'esterno del locale nei confronti dei soggetti intervenuti a difesa del primo. Le vittime hanno fatto tutte ricorso a cure mediche per lesioni gravi riportate a seguito dei colpi ricevuti alla testa, al volto e in varie parti del corpo. La visione delle immagini acquisite ha consentito di riscontrare le condotte degli indagati anche in ordine ai danneggiamenti compiuti, all'atto di allontanarsi dal locale su auto e motoveicoli in sosta. Pertanto, nelle scorse ore la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Polizia di Stato di Capodorlando e i carabinieri della stazione di Brolo hanno rintracciato l'indagato, sottoponendola alla misura cautelare emessa nei suoi confronti, accompagnandolo presso la comunità per minori. Il procedimento si trova nelle fasi delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza, sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Passiamo allo sport e Pino Herrera, il nuovo vice allenatore dell'Akragas, che entrerà a far parte dello staff tecnico di Pino Rigoli. Ce ne parla Carmelo Lentini. Un altro arrivo in casa Akragas, si tratta del nuovo vice allenatore Pino Herrera, voluto dallo stesso Rigoli, anche lui originario di Messina. Herrera vanta un trascorso calcistico di tutto rispetto ed è stato secondo di Vincenzo Montella sia nel Milan che nella Roma.
Ha iniziato da calciatore nel Camaro, poi Messina, Savoia, Giarre, Modena, Trapani, Villafranca e nell'Ecata di Zeman, mentre da allenatore è stato ad Avellino, Messina, Gela, Gea Virtus e Milazzo e ha guidato la Primavera del Catania per ben 11 anni ed è stato anche osservatore per società e professionistiche. 63enne, Pino Herrera è stato 3 stagioni all'Ecata ed una quarta all'anno del debutto in Serie B fino a novembre, quando poi passò al Modena. Per gli amanti delle statistiche, e nella stagione 1985 in forza all'Icata giocò contro l'Akragas e segnò di testa la prima rete stagionale di quello storico 10-0 in Coppa Italia contro una squadra biancazzurra scesa in campo con la giovanile. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Viso Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi li potete visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.